Nazionale Santo Trovato, decido, è tutto giusto? Buongiorno a tutti. Ero preparato un bel discorso, ma sentendo leggere dello Rapisarda gli articoli dello Statuto siciliano, man mano che lui leggevo, io mi incazzavo. E sogno un cazzato forte. Questo contratto non è stato rispettato, è cartastracci. Ci hanno preso in giro, ci hanno dato lo statuto siciliano, come ha detto, scusami, la Pisarda, per tenerci buoni, per non farci andare verso la separazione, non l'indipendenza, la separazione della Sicilia. Noi ci abbiamo creduto e ci hanno preso in giro. Ora, qualsiasi contratto che uno stipula con l'assicurazione, io ho fatto tempo fa un contratto con Tiscari per il telefono di casa, DSL, eccetera, eccetera. Siccome non mi davano il servizio, anche se dovevo stare legato a Tiscari o a chi fornisce servizi di telefonia, DSL, eccetera, eccetera, non ho potuto interrompere perché non avevo usufruito del servizio. Allora, questo qua è un contratto, se è un contratto è stato rispettato, no, si deve rompere questo contratto, si deve rompere perché questo contratto a noi ci ha portato solo guai e danni. Di questo contratto è stato applicato solo quello che interessa ai nostri politici. I nostri politici, grazie allo Statuto siciliano, prendono lo stipendio pari a quello che è il senatore della Repubblica, perché sono equiparati a parlamentare italiano, perché non sono consiglieri ma sono deputati. Allora, solo questo è servito il nostro Statuto. Sono ancora incazzato, venendo qua a Favara, come io faccio il rappresentante, come ogni volta che vado nei paesi all'interno di Enna, io per esempio quest'inverno dovevo andare a Nicosia. Pioveva, me ne sono tornato a casa per non rischiare la vita. E siccome faccio il rappresentante, spesso per andare a trattare con l'elite, eccetera, eccetera, vado in Lombardia. Autostrada a 4 corsie, ospedali, scuole, servizi d'eccellenza. Scuole con piscine. No, non so che piscine, io sono perito chimico industriale. Perché allora quando io dovevo scegliere la scuola superiore, mio papà mi consigliò questa scuola perché si parlava già allora del polo industriale di Priola, ancora si stava cominciando, no, a parlare di questa cosa qua. E mi sono diplomato per il chimico industriale, così come io, migliaia di ragazzi di Catania, pensando che a Priola avremmo avuto il nostro futuro. Quando avevo finito gli studi, mi sono diplomato, mi sono presentato a Priola, nel frattempo già avevano fatto il polo industriale, eccetera, eccetera, e mi hanno detto, no, qua prendiamo solo tecnici che vengono dalla Lombardia, da Milano, dici perché questa scuola non insegna niente, come questa scuola non insegna niente? Ma scusi, ma guarda, Pavao, stesse tasse che uno capava a Milano. Io ho frequentato come uno che va a Milano, ma perché io devo avere un insegnamento non uguale, equiparato a uno che viene da Milano? Allora, là hanno scelto solo tecnici che venivano dalla Lombardia, perché là erano più preparati, non ero preparato. Allora, noi abbiamo qua strade che fanno schifo, servizi che fanno pena, strutture inesistenti, tasse aggiunte che si chiamano pizzo e mafia, e noi dobbiamo pagare agli italiani che hanno fatto 2000 miliardi di debito pubblico. E io quando vado in Lombardia, in Emilia, nel Veneto, in Liguria, vedo, a parte quelli che si sono fregati loro i politici, vedo i 2000 miliardi di debito pubblico buttati nel territorio, e voi dovete pagare il debito pubblico italiano, voi dovete pagare l'IMU. Noi dobbiamo pagare l'IMU perché l'Italia ha fatto per infrastrutturare l'Italia del nord, per renderla
competitiva con l'Europa, l'Italia del Nord, noi dobbiamo pagare il debito pubblico italiano. Veramente paghiamo ancora la tassa del Wyoming, e quando dire? Mi scusi. Tassa indiretta però, signora. Non è una tassa diretta, è una tassa indiretta. Perché bisogna offuscarla. E allora che fare? Calamatessa. Fra le altre cose io amo dire che nella pentola a passione oggi è stato messo il popolo deve ritornare ad essere il popolo che era. Io qualche anno fa, e là mi si è accesa la lampadina, qualche anno fa mi sono imbattuto in una pagina di storia scritta sulla Sicilia da Carlo Marx. Carlo Marx ha scritto una pagina di storia sulla Sicilia. Carlo Marx, uno può condividere le idee politiche di Carlo Marx, non le può condividere, però non era cretino, no? Era uno che conosceva le vicende del mondo e le vicende della storia che ha attraversato il mondo. Questa pagina di storia scritta da Carlo Marx sulla Sicilia inizia così, io me la sono scritta qua. Dice Carlo Marx: in tutta la storia della razza umana nessun popolo ha combattuto così tanto come la Sicilia e i siciliani per la propria autonomia e indipendenza. Dice Carlo Marx, non in tutte le storie d'Italia, non in tutte le storie d'Europa, non in tutta la storia della razza umana. Questo popolo ha combattuto in tutta la storia della razza umana, mai nessun altro popolo ha combattuto così tanto. E ora che cosa siamo diventati? Cioè, qua che cosa è successo? Hanno preso i siciliani tutti pari e li hanno mandati al confino e qua in Sicilia è stato messo un altro popolo, ed ecco perché siamo così che aspettiamo cose che recavano dell'aria, o siamo ancora quelli? Se non c'è stata questa deportazione e siamo ancora quelli, allora occorre che noi facciamo rinascere nuovamente in noi il nostro orgoglio. Questa bandiera, questa qua della Sicilia, 730 anni. Quest'anno compie la bellezza di 730 anni, non 150, 730. Ci fa capire questo qua, ci fa capire che per quasi 600 anni abbiamo vissuto senza essere assistiti dall'Italia. E com'è possibile che abbiamo vissuto senza essere assistiti dall'Italia? Io, si vede in faccia, no? Non è che sono spirito, sono siciliano, di origine siciliana, quindi i miei avi campavano 600 anni senza che l'Italia li avesse assistiti. Campavano, sogno un carabello, Cristo, non solo campavano, ma mentre 150 anni fa nell'Italia del Nord si moriva per una malattia che si chiamava pellagra dovuta alla denutrizione, questa malattia non è stata mai conosciuta. Da quando esiste la Sicilia, qua non si è mai morti per denutrizione. E allora com'è sto fatto che ne state assistendo? Com'è sto fatto che ci assistono? Allora, facciamo risorgere dentro di noi quello che abbiamo. Chiamiamoli i gabbasisi per non essere vocali. Mettiamo sul tavolo i gabbasisi. Qua c'è un contratto. O questo contratto viene rispettato, oppure si rompe il contratto. Cioè, oggi c'è il divorzio, no? Il marito e moglie non mi hanno raccolto, dice tu non hai rispettato l'impegno, sì, scottete. Cioè, non c'è niente di male. Cioè, qual è il problema? Qua ci sono nel mondo nazioni, dice non già facevo, non è così, ci sono nazioni nel mondo che non hanno alcuna risorsa e stanno meglio innovate, nazioni più piccole come numero, come superficie e come numero di abitanti. C'è l'Irlanda che sta meglio di noi, c'è l'Olanda, c'è la Danimarca, c'è Malta, io mi ricordo. La Grecia sta meglio di noi. Aspetta, pure la Grecia. ero ragazzo, anni 70, e si usava camicie colorate, cose. E allora noi a Catania, ragazzi, andavamo alla fiera di Catania, c'è la fiera del mercato all'aperto, a Ferolore.
tutti i giorni, e compravamo le camicie, la roba americana, camicie colorate, cose eccetera eccetera. La fiera a Catania era frequentatissima dalle donne di Malta, allora ancora Malta era sotto protettorato britannico. Poverine erano scaccagnate, mal vestite, e compravano tutto ciò che noi catanesi non avremmo mai comprato. Quando aveva 20 anni che Malta è indipendente. Malta, dopo un po' di anni, 5, 6 anni, 7 anni, non lo so, che diventò indipendente, arricchino. E perché arricchino? Perché non ci fu più la Gran Bretagna che ci giocava il sangue. Ritornando un attimo allo statuto del Cristo, ma perché lo statuto d'autonomia siciliana non deve funzionare e lo statuto d'autonomia del Trentino deve funzionare? Funziona? Io ho visto 6 mesi fa il servizio della televisione sul Trentino e funziona benissimo, ma va bene, benissimo, sono ricchi. Il reddito pro capite dei trentini è 42.000 euro all'anno, pro capite. In Sicilia il reddito è 11.000 euro all'anno. E in Grecia avete 3.000 euro all'anno. In Grecia. Parliamo del Trentino, perché il Trentino funziona e qua no? Il Trentino funziona perché da 50 anni al governo di quella regione c'è uno o più partiti autonomisti che difendono con le unghie e con i denti l'autonomia del Trentino. Noi qua non abbiamo mai avuto politici autonomisti che difendono la nostra autonomia, perché noi abbiamo, ma Lombardo non è, Lombardo, anche Lombardo fa parte del ex DC, UDC e compagnia bella. Noi, vabbè, lasciamo stare a Lombardo, allora stiamo parlando di un partito autonomista, in Sicilia oggi non è un partito autonomista, parliamoci chiaro, è un messe, perché noi è 3 anni che parliamo di autonomia. Che il MIS, un movimento per l'indipendenza della Sicilia, guarda il paradosso, è l'unico partito autonomista siciliano. Che poi anche vorrei chiarire, allora, l'indipendenza del MIS non è l'indipendenza della Lega Nord, della Padania, perché il MIS, malgrado me, che sono separatista, il MIS non è separatista, è indipendentista. Indipendenza non è separazione. Per esempio, nello statuto del MIS, che si rifà all'ultimo, cioè lo statuto del MIS è lo stesso statuto adottato dal MIS nell'ultimo congresso di Taormina del 1947, che auspica, vede una Sicilia indipendente, confederata con l'Italia o con gli stati italiani, perché prevedeva che anche in Italia ci poteva essere qualche altra regione che diventava indipendente. Il MIS oggi, l'indipendentismo del MIS prevede una Sicilia indipendente ma separata confederata con l'Italia o con gli altri stati europei e euromediterranei, quindi non è separatismo. Io personalmente sono separatista, perché secondo me se noi ci mettiamo a bell'umore lo scritto di Messina, ma non stiamo meglio. Con ciò non voglio dire che vedo la Sicilia come una nazione indipendente, separata dall'Italia, autarchica e chiusa in se stessa, no, è una nazione all'interno del mondo, all'interno di altre nazioni che dialoga con le altre nazioni. Come la Svizzera. Come qualsiasi altra nazione. La Svizzera non fa parte del per esempio, e finisco, ora hanno fatto in Europa, hanno aperto le frontiere al Marocco, no? Quindi tutti i prodotti agricoli marocchini ora li vorremmo portare a casa senza aver nulla in contrario con il Marocco. Ma perché è successo questo qua? Perché oltre agli eurodeputati siciliani che comunque, ecco, parlando di indipendenza, loro non sono indipendenti, sono dipendenti dai partiti nazionali italiani, tutti gli altri eurodeputati italiani non ci interessava questo discorso. No, neanche c'erano quel giorno. I siciliani, ma c'erano gli italiani. E quel discorso di difendere i prodotti ortofrutticoli siciliani, perché poi Roma Marocco fanno arance,
tutti quello che facciamo in Sicilia, giusto? Ma che cosa gli interessa? Che cosa gli interessa a un lombardo, a un veneto, a un laziale, d'arancia tarocche siciliane? Ma che cosa vuole che gli interessa? Non gli interessa niente. E infatti passavo sta legge. Allora, visto che noi non siamo rappresentati nel mondo, non fosse meglio che ci rappresentassimo da noi stessi? Cioè io non vedo perché noi dobbiamo essere rappresentati da un governo nazionale italiano che non ne rappresenta, anziché andarci a rappresentare da soli. Andiamo a rappresentare e ne passiamo meglio. Oltre al fatto che noi potremmo fare noi degli accordi bilaterali con Marocco, con Turchia, con Grecia, con Gesù Cristo e con Maria. Non c'è bisogno di delegare altri. Abbiamo tutte le possibilità e le risorse economiche per farle. Allora, lui parlava di petrolio raffinato in Sicilia perché se lo avessimo povero più picca. Non è perché lo raffiniamo in Sicilia che lo dovremmo pagare di meno, perché anche nel Veneto, con Chioggia c'è la raffineria, giusto? Ma infatti questo è il nostro petrolio, da qua viene esportato in Italia, dall'Italia si raffina e poi noi paghiamo l'accisa. Il motivo non è la raffinazione, il motivo è perché in questo 60% di petrolio del fabbisogno nazionale che raffiniamo in Sicilia, il 20% di fabbisogno nazionale italiano è di nostra proprietà e viene estratto dal sottosuolo siciliano. E trovi sul 20% che noi ci potremmo fare il bagno e lo potremmo anche vendere a chi vogliamo noi in realtà cielo e staccono, quindi me lo rubano a casa mia, a mia casa vengono, trevelano e sarò come petrolio. E io poi ci pago le tasse. Poi mi dicono che io voglio raffinare i mammucco i veleni, poi mi dicono tu la pagare quanto ne io. Però in Friuli Venezia Giulia, durante la crisi che c'è stata ora con il gasolio, siccome loro lo pagavano prima, davano un incentivo prima per pagarlo, vista la crisi hanno tolto l'incentivo, vanno in Jugoslavia a prendersi il gasolio, allora ritorna l'incentivo per i cittadini della Friuli Venezia. Ma noi siamo così fessi, noi siciliani siamo così fessi, che prima di questo discorso del Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, a Milano, in Liguria, lo pagano 5 centesimi circa, 5-10 centesimi circa in meno di quello che la paghiamo noi. Cioè a noi non ci riconoscono manco il costo del trasporto da Priolo fino alla Lombardia. Scusa, sto petrolio raffinato, sta benzina, è essere messa a nave? Sì. A nave, si va in Liguria? Sì. A Ravenna, Liguria, a scaricare? Sì. Viene messo nelle autobotte? Sì. Viene fatto il trasporto dal porto di Genova fino a Milano dove c'è un rifornimento della benzina? Sì. E quanto costa? Avrà un costo. Ma è possibile che io mi mai a pompa la benzina a Priolo e lei pagare 5 centesimi su per Milano? Ma sono scemo! Siamo scemi! Grazie.